Aldo Palazzeschi, per esempio, ha detto una cosa bellissima su di lui. Ha detto che la poesia di Aldo è come acqua di fonte che si beve dal palmo delle mani. Una cosa, un'affermazione straordinaria. È commosso l'editore Giovanni Di Stefano nel ricordare il poeta veneziano originario di Pellestrina, Aldo Vianello, morto in solitudine all'età di 83 anni. Una vita povera di sostanze materiali, quella di Aldo, ma profonda e ricca di valori e umanità. La famosa Anvil Press Poetry ha pubblicato 2 libri su di lui. Un privilegio che non è toccato purtroppo a nessun altro veneziano e a pochissimi italiani. Teodoro Russo, ideatore del salotto letterario Incontri con l'autore, si era fatto portavoce della richiesta di conferimento di una laurea honoris causa per Aldo. Aldo nasce umile, nasce povero, muore umile e muore povero, ma è perché tutto ciò che è terreno ad Aldo interessava poco. Lui volava con il pensiero, volava con la poesia, volava con i suoi scritti. Ecco, questo ci deve mettere in guardia dal rischio che il mondo moderno affronta di considerare e valutare una persona in base ai suoi averi, alla sua macchina, al suo conto in banca, alla sua casa. Ciao Aldo. Nella danza dei tini, sacerdoti inebrianti alzano quadrati polsi per un bicchiere senza prezzo. A tavola si è fratelli come il bue alla pastura.